La prima volta a 13 anni andavo alle medie e ho cominciato a fumarmi le canne. E poi ai 14 anni ho cominciato la prima volta che sono andata a una festa e lì ho cominciato a fare uso di altre droghe e via così fino ai 17 anni. Lei è Gracie, oggi ha 20 anni e può dire di essere uscita dal tunnel della droga. Gli anni bui in cui è piombata nella tossicodipendenza ora sono un ricordo, ma non è stato facile. Ho fatto delle cose che non riuscivo più a stare con me stessa, non riuscivo più a guardarmi allo specchio, non riuscivo più a parlare con i miei genitori. Stavo male, allora sbroccavo sempre a casa, rompevo le cose, pur di non vivere in questa realtà, cominci a cercare qualcos'altro, quindi riesci a sopravvivere grazie. E ti aiutava quando facevi uso di sostanze? Sì, mi sentivo più forte. A quel punto i suoi genitori si sono rivolti ad Aglad, l'associazione Genitori Lotta alla Droga, nata a Castello di Godego ma attiva anche nel Veneziano, perché aiutassero la figlia. Capito? Perché può essere eroina, può essere cocaina, può essere quello che vuoi, possono essere semplicemente le canne e che tu non riesci a vivere senza una dipendenza, capito? Cioè perché non riesci a svegliarti la mattina, andare avanti perché stai troppo male. Stavo veramente così tanto male che un giorno mi sono svegliata e il fatto di non potermi più guardare allo specchio mi facevo schifo, mi sono detta basta. Però quando ho cominciato ad andare in associazione ho capito che volevo veramente cambiare vita e lì sono entrata a Sampa. Un percorso durato 3 anni e 3 mesi, quello a San Patrignano. Adesso sto bene, sono ritornata a casa e vivo con i miei e ovviamente ci sono problemi in famiglia, ma come tutti quanti, però i miei genitori pure hanno cercato di fare un percorso tramite l'associazione. Lo scopo di Aglad è proprio quello di aiutare le famiglie a 360 gradi, ma a causa della pandemia questo lavoro rischia di essere vanificato. E le chiamate che arrivano al telefono sono chiamate di genitori con figli minorenni 14, 15, 16 anni. E sembra che il problema non ci sia, invece si sta evidenziando una fascia di età molto, molto delicata e difficile da trattare, perché sappiamo bene che nei territori ci sono poche risposte a queste problematiche. Mentre non dovrebbe essere così. Il messaggio di chi la droga l'ha vissuta è questo. Di trovare la forza e il coraggio di voler vivere la vita, perché questo non è vivere, cioè questo è un sopravvivere